Da Isorella Visano Giuseppe. Isorello Visano. Io Visano e mia moglie Isorella. Comunque abito a Isorella. Sei nata da Catala Isorella. Certo. Sono giuste quelle di Isorella? Bellissime. Giuseppe, guarda qua che bella creatura. Come ti chiami? Nicola Guarnieri. Nicola. Che bravo Nicola. È sempre così buono Nicola. Sempre buonissimo. Bravo Nico, sei forte tu. Vediamo se è forte anche il papà. Senti, leggi qua in alto. L'olio de Gumbet, le sante benedette. Quindi l'olio de Gombè cos'è? L'olio del polso. È Laurà. Le sante benedette, che significa? Che le sante bisogna lavorare. Tu sei uno che lavora? Parecchio. Perché lavori così tanto? Lo vuole tua moglie? No, lo voglio io, perché mi piace. A casa ti fa lavorare tua moglie? Metà e metà. Moglie di Giuseppe, da metà e metà passiamo a zero, lasciamolo un po' in pace, dai. Oh, fermi, Noi tra pochissimo iniziamo qui su Teletutto, c'entro anch'io, grazie. C'entro anch'io, c'entro anch'io. Siamo di nuovo qui, non siamo scappati, iniziamo questa puntata raccontandovi un'altra opera molto bella e famosa del Moretto, Cristo in Passione e Angelo, che verrà collocata nella sala 8 della Pinacoteca Tosio Martinengo. Questa tela di Moretto proviene dal Duomo Vecchio di Brescia, dove probabilmente decorava una cappella dedicata al Cristo flagellato, amministrata da una confraternita di penitenti. Il dipinto era oggetto di grande devozione popolare, tanto che le fonti ricordano una sentita partecipazione alle celebrazioni. La composizione della scena è singolare. Su una scala a vari livelli incontriamo la croce, il Cristo flagellato, incoronato di spine, e l'angelo piangente che regge la veste che verrà giocata ai dadi dai soldati. Il nostro sguardo è invitato a salire la scala e a meditare sul sacrificio di Cristo. I colori sono tenui per non distogliere l'attenzione, mentre il pittore misura la luce radente e crea ombre inquietanti che si addensano sullo sfondo. Pronti? Attenzione, l'olio de Gombet, le sante benedette. Al lavoro. L'olio di gomito è santo e benedetto. Questo è facile, dai. E tu ce n'hai di olio di gomito? Sì, ma parecchio. Sono pieno di olio io, sono pieno di olio. Di che ti occupi, Enos? Autotrasportatore. E allora ce n'è di olio. Lavoro nel Bresciano e nel Bergamasco, quindi... Meglio sta nel Bresciano o nel Bergamasco? Bresciano, dai. Marco, carissimo. Sembriamo un po' troppo... l'olio del Combelle, sante benedette. Olio di gomito, c'è la voglia di lavorare. E cos'ha l'olio de Gombet? Bisogna un po' fare qualche cosina, darsi da fare anche per i giovanotti. Fate qualche mestierino anche per qualche mancettina, vedrete che il futuro sarà più roseo. Sempre questa crisi, li buttiamo giù sti ragazzi poverini. Marco, ma secondo me tu diventerai presidente del consiglio. No, mi dia un consiglio lei. L'olio de gomme, Gombete, gomme, de Gombet. le sante e benedetto. L'olio di gomito è santo e benedetto? Sì, bravissima. E cos'è sto olio di gomito? Si trova al supermercato? Credo proprio di no. Cos'è? È il lavoro, no? È il lavoro duro. Un consulente informatico che si cimenta con il dialetto e lo farà benissimo. L'olio de Gombet, le sante benedette. Vero? L'olio di gomito, dunque la fatica e così, è santa e benedetta. Sì, ma tanto lei in casa non fa nulla, no? Fa tutto la moglie, vero? Magari. Pure i piatti deve lavare. No, c'è la lavastoviglie, fortunatamente quella ce la scampiamo. È un lavoro duro il consulente informatico? Sì, a volte sì. Si arrabbia spesso. Sì, anche. Spesso e volentieri, soprattutto con certi utenti. Piera in Piazza Duomo con amica beccata. Di che si parla? De Gombet, le sante e benedette. Cioè? Che l'olio di gomito è santo e benedetto. E perché dice proprio questo? Mi è capitato? Perché? Questo perché noi lavoriamo parecchio. Allora siete sante e benedette. No, il mio Gombet, è il mio... Lavorate insieme? No, siamo amiche. E di che vi occupate? Lei di che si occupa? Io sono un'amministrativa. E invece lei è amica che non voleva parlare? Sono? Cosa sono? Sì. Roba di fondi neri, già capito io. Teniamocela amica. L'olio de Gombelle, sante benedette. Quindi, che significa?
che l'olio di gomito, la voglia di lavorare è santa e benedetta. Ce n'è tanta di voglia di lavorare, non da parte sua che ormai penso che sia in pensione lei, no? Sì. Ne aveva tanta di voglia di lavorare lei quando Ma io lavoro anche adesso, io devo fare sempre qualcosa, no? sempre indaffarato. Sempre indaffarato. Basta poltrire allora, eh? L'olio di gombetto è santo e benedetto, l'olio di gomito è santo e benedetto. Tutti al lavoro quindi. Dai, fermi lì, restiamo qui su Teletutto. Grazie, alla prossima, ciao.